A una settimana dall'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2026 da parte della Giunta regionale del Veneto, toccherà al Consiglio l'esame con urgenza nelle prossime sedute. L'opposizione si prepara a dare battaglia, sottolineando che si sarebbe potuto agire diversamente, stabilendo la data delle elezioni regionali prima, senza attendere l'ultimo periodo utile. Questa è una responsabilità molto seria che si assume il presidente uscente, che evidentemente vuole chiudere in bruttezza la sua lunga stagione lasciando il Veneto bloccato dall'esercizio provvisorio. Non lo dice il Partito Democratico, lo dicono le associazioni di categoria, le imprese, gli artigiani, che lamentano non soltanto la preoccupazione per ciò che sarà nei prossimi mesi, ma quello che già sta avvenendo, c'è un blocco sostanziale dell'attività amministrativa di questa regione. L'esercizio provvisorio intende garantire il regolare funzionamento della regione dal 1 gennaio 2026 fino all'approvazione del nuovo bilancio, comunque non oltre il 30 aprile. Ad oggi ci sono sostanzialmente non più di 40 milioni di risorse libere, quindi mi chiedo cosa si può immaginare che si inventi la nuova amministrazione con così poche risorse.